Prima categoria, girone C, terza giornata. A Ronco Scrivia 2 squadre in cerca dei primi punti in classifica, Savignone e Riese. Partono meglio gli ospiti con la discesa sulla sinistra di Re, sulla respinta di Canziani e Cervini a ribadire in rete per il gol che sblocca la partita. Immediata la reazione locale con Mignacco, innescato dall'assist geniale di Abdellah Latiki. Al 28esimo il risultato è fisso sull'1-1 e 7 minuti più tardi il Savignone mette la freccia con Molon che sfrutta un cross dalla destra e anticipa Calori. Il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio e in apertura di ripresa la musica non cambia. Azione manovrata sulla destra e pallone che termina sui piedi di Sabri. Dal vertice di sinistra dell'area piccola il classe 99 non lascia scampo a portiere e difensori. Il Savignone trova anche il quarto gol al 56esimo con la perla di Matranga, terzo gol in 3 partite per il numero 8 della formazione di casa, anche in questo caso una prodezza dalla distanza che si spegne. All'incrocio dei pali la Riese accorcia le distanze su calcio di rigore con De Ferrari, ma è un gol che non consente ai chiavaresi di rimettere in piedi la partita che finisce 4-2. Prima vittoria in campionato per il Savignone che stacca la Riese ancora ferma a quota 0 punti.